Arrivare a Verona significa anche scoprire i segreti del territorio e a questo un po' ci ha pensato l'agriturismo San Mattia. Siamo sulla collina delle Torricelle, denominata così, della zona dove Giovanni Ederle ha giustamente pensato di far apprezzare a chilometri zero tutto ciò che facesse parte di questa collina. L'agriturismo è l'apertura dell'azienda agricola agli ospiti attraverso la ristorazione e attraverso l'ospitalità nelle nostre camere. Attualmente noi abbiamo una ricettività di 30 posti letto unita ad un ristorante dove cuciniamo i nostri prodotti, quindi da qui si parlava appunto del discorso del chilometro zero, e il tutto unito ad una cantina dove abbiamo iniziato da 5 vendemmie a vinificare le nostre uve e con la produzione di vini tipici veronesi quali Valpolicella, Amarone oppure anche dei bianchi. A gestire l'azienda ci siamo io e mia sorella di 24-25 anni, poi abbiamo un'enologa che è nostra coetanea, in cucina c'è lo chef Fabio Longhi, anche lui di 30 anni, ma diciamo che il collaboratore più anziano ha 35 anni, da qui appunto l'apertura mentale verso nuovi stimoli e verso appunto nuove proposte che stiamo facendo in maniera egregia. Fabio Longhi, quali sono le caratteristiche dei piatti affinché si possano esaltare i prodotti di questo territorio? Fondamentale è la materia prima che scegliamo, che viene tutta dai nostri allevamenti. Abbiamo le anatre, le oche, i polli, i conigli, la verdura dei nostri orti e la frutta, l'olio prodotto da Giovanni e il vino. Il pane lo facciamo fatto in casa con farine biologiche e lievito madre. Già questa è una buona base. E dopo la fantasia del cuoco, ovviamente. Un esempio con le rape rosse che coltiva Giovanni qui a San Mattia. Abbiamo creato un risotto molto bello e colorato con le rape rosse che vengono cotte al vapore, frullate, messe a fine cottura nel risotto. Il risotto viene rosa, fucsia, e sopra serviamo una crema col monte veronese bianca che fa un contrasto molto bello. Il risotto è dolce, con il monte veronese un po' piccante, è squisito. Qui abbiamo una specialità tipica di Verona. Si chiama tastasal perché prima di essere insaccato le donne assaggiavano l'impasto della concia e dicevano se andava bene di sale. Si soffrigge con il burro e l'aglio, il tastasal si fa cuocere lentamente, si aggiunge al riso che nel frattempo sta cuocendo con il brodo di gallina, a cottura ultimata si aggiunge burro, grana e cannella, si copre con uno straccio, si lascia 2 minuti riposare e poi si serve caldo. È uno dei piatti simbolo della cucina veronese, della bassa veronese. Silvia Barattella e Giovanni Ederle. Nasce Giovanni Ederle, il marchio è una bottiglia di vino. Nasce proprio per gioco, perché Giovanni aveva solo 18 anni quando ha deciso da solo di ripristinare la viticoltura qua in collina. Il suo obiettivo iniziale era quello di avere, avendo l'agriturismo, 2 prodotti, un bianco e un rosso da servire ai suoi ospiti e che magari potevano anche portarsi a casa. Oggi abbiamo 6 referenze, quindi 3 rossi e 3 bianchi più un amarone. Io sono un tecnico, qualcuno piace definire gli enologi gli scienziati del vino. Nel momento in cui un vino che è ancora sconosciuto, un'etichetta che magari non hai mai visto, la assaggi magari per caso, magari perché qualcuno te l'ha consigliata, se ti suscita curiosità credo di aver ottenuto l'obiettivo che cercavo. Noi non usiamo la barrique, mi piacciono i legni grandi, quindi le grandi dimensioni e i volumi quindi che ci danno più soddisfazione sono quelli. I nostri sono vini che hanno una personalità e un carattere che
che conquista, quindi io veramente invito tutti a provarli, ma soprattutto a conoscere quello che siamo e che facciamo. Noi abbiamo un sito internet che è sempre aggiornato e che seguiamo, che è www.sanmattia.it, dove trovate informazioni sia sull'agriturismo che sulla cantina e sugli eventi che organizziamo proprio qui in agriturismo. Il sogno in futuro è di incrementare la nostra attività, nel senso di poterci specializzare ulteriormente sulla produzione di vini particolari. Venite da San Mattia perché? Per provare San Mattia, i nostri vini e godere un'esperienza, credo, unica in questa zona così vicina a Verona. Nuovo episodio di Fiere e dintorni, sono 47 gli anni che contraddistinguono questa kermesse fieristica, il suo nome è Marmomac, sono ben 1400 le tende che espongono all'interno di un contesto espositivo formato da ben 11 padiglioni con quello che è il mondo del marmo, dei graniti, delle macchine che lavorano queste pietre naturali, tutto ciò che rappresenta la tecnologia e la formazione in questo ambito, insomma ce ne sono delle belle da scoprire, tutto insieme ad un mix che fa del design, della progettazione delle idee davvero una sintesi perfetta di questo settore, e noi entriamo a scoprirne il segreto, perché questo è il Marmomac 2012 e questo è Verona Fiere, nella città che rappresenta il distretto del marmo. Noi ve la mostriamo così, amplificando il mondo al cubo. Alla Fiera di Verona dal 26 al 29 settembre va di scena la 47esima edizione del Marmomac, la manifestazione di riferimento per tutta la filiera della pietra naturale, sempre più a misura del business internazionale. Oltre 1400 gli espositori provenienti da 57 paesi. Marmomac 2012 si conferma la più importante rassegna internazionale dedicata alla pietra naturale, dai blocchi grezzi ai prodotti finiti, dalle macchine e le tecnologie di lavorazione fino al mondo della cultura litica, legato al design e all'architettura. Arriviamo all'interno della Breton SPA, che in maniera semplice e veloce è riuscita a creare macchinari che creassero efficienza e maggior produttività per le aziende. Signor Augusto Suppi. Breton è un'azienda familiare che ha una forte presenza sui mercati di tutto il mondo e che ha un grande ascolto di quello che vogliono i clienti, di quello che ci consigliano, di quello che ci suggeriscono. E questo dà un grande impulso all'azienda, anche grazie al fatto che si tratta di un'azienda familiare
dove i due soci, i due fratelli Toncelli, che sono i proprietari dell'azienda, si concentrano sulla loro attività aziendale e quindi danno un grande impulso e permettono di procedere rapidamente nello sviluppo di nuovi prodotti necessari ai nostri clienti. La maggior parte dei prodotti che noi abbiamo sviluppato, progettato e vendiamo sono stati progettati da noi. Alcuni prodotti sono stati invece acquistati come tecnologia. Per esempio qui abbiamo una macchina che si chiama Multifilo, che è frutto dell'acquisto di una linea di business di un'azienda italiana che era a sua volta leader mondiale in questo settore e che abbiamo integrato nella nostra gamma di prodotti. E quindi in poco tempo siamo stati in grado di dare una ottima risposta ai nostri clienti. In questo caso la Multifilo con filo diamantato, che cosa agevola per l'imprenditore e l'industria nella lavorazione? Taglia un blocco di granito in pochissimo tempo, molto velocemente, molto efficacemente, e quindi permette di ridurre gli stock intermedi all'interno del processo di produzione della lastra lucida. Signor Suppi, ma la Breton ha pensato anche a dare la possibilità di creare con la macchina qualcosa di artistico, con un valore altamente qualitativo dal punto di vista dell'immagine. Queste sono macchine che permettono di programmare dei lavori artistici complessi come questi e quindi di farli fare a degli ingegneri invece che a degli artisti, che sono estremamente difficili da trovare e in tempi molto brevi. Copriamo l'intera gamma delle esigenze dei possibili clienti che vogliono lavorare nel campo della pietra, e tutto questo avendo relazione con una sola azienda, con un solo partner, che è in grado anche di attrezzarsi con dei centri di assistenza nel mondo, perché il nostro mercato è il mondo. La Breton fabbrica gli impianti e la tecnologia per fare queste grandi lastre. Queste sono lastre che sono larghe 2,10 metri x 3,60 metri, quindi molto grande, fabbricate utilizzando del quarzo macinato, quindi un materiale molto duro, con una durezza 8 dove nella scala il massimo è 10, che è il diamante. Queste pietre di quarzo sono legate grazie ad una resina che noi chiamiamo biolenica, che è ricavata in gran parte da semi di lino. Ecco, quindi qui la naturalezza. Esattamente, esattamente. L'utilizzo più tipico è quello del piano da cucina. Sono perfettamente adatte per fare il piano da cucina perché non assorbono, quindi non sono soggette a impregnarsi di tutto quello che si usa nella cucina e non vengono attaccate dagli acidi, quindi il limone, l'aceto, queste cose che si usano in cucina. Sono ottime, lei ci può lavorare sopra, non si graffiano e contemporaneamente sono abbastanza resistenti da poterle fabbricare in spessori sottili e quindi maneggevoli anche da portare a casa, da salire se non c'è un ascensore, per salire in un appartamento. Come si muoverà il mercato futuro per la Breton SpA insieme a tutte queste componenti essenziali? Si sta muovendo nella direzione di un servizio sempre più di livello più alto, sempre più rapido, sempre più pronto, perché mano a mano che queste tecnologie diventano più mature, ovviamente il servizio diventa sempre più determinante. www.breton.it